Buon pomeriggio a tutti e tutte e benvenuti e benvenute a questo che è il secondo appuntamento del ciclo di conferenze organizzato dalla Facoltà Teologica e dall'Associazione Sor Giuseppina Nicoli, dedicato al tema del Giubileo. Nel primo incontro abbiamo riflettuto sulla proposta biblica, in modo particolare del capitolo 25 del libro del Levitico, sul Giubileo. Oggi il nostro cammino attraversa una seconda tappa e in questa affronteremo una riflessione storica e una attualizzazione del tema appunto del Giubileo. È un piacere per me darvi il benvenuto in quest'aula magna che per molti di noi è un luogo di riflessione, di confronto, di approfondimento. Un saluto particolare, un ringraziamento va ai relatori che con generosità e competenza hanno accettato di contribuire a questa serata di studio. Il primo intervento sarà di Monsignor Tonino Cavizzosu, che saluto con un po' di commozione, ricordando i tempi in cui è stato mio docente e poi mio collega in questa facoltà, storico di grande valore, docente emerito di storia della Chiesa, ha insegnato, se non ricordo male, dall'85 al 2020. Ci guiderà attraverso un'analisi storica del Giubileo con un focus sul periodo che va dal Concilio di Trento al Vaticano I. Al Vaticano II. Il secondo intervento avrà un carattere più teologico, a cura di Don Giuliano Zanchi, un caro amico anche lui, direttore della Rivista del Clero Italiano, già docente all'Università Cattolica del Sacro Cuore, collabora ora con il Sant'Anselmo, ma il titolo a cui più tiene, e me lo ha confermato anche poc'anzi, e che in questa sede forse solo io posso rivelare, è quello di tifoso accanito dell'Inter. Ci aiuterà a comprendere il Giubileo come una figura della salvezza, esplorando il tempo del riscatto che esso rappresenta per la nostra vita. Insomma, il Giubileo come una opportunità data a tutti e tutti, a ciascuno e a ciascuna, per fare un balzo in avanti nella nostra umanità. Un ringraziamento speciale va anche a Sergio Nuvoli, giornalista professionista, che avrà il compito di moderare l'incontro, un compito che sono certo svolgerà con abilità e imparzialità, guidando i nostri interventi e stimolando il dibattito. Il tema del Giubileo lo conoscete bene, è la speranza non delude, trae spunto dal versetto di San Paolo alla lettera ai Romani, è carico di una profondità teologica che attraversa la storia della Chiesa e il nostro cammino di fede. Il Giubileo per sua natura è un invito alla speranza, una speranza che non delude perché è radicata in Cristo, che ci invita a vivere ogni tempo come un'occasione di riscatto, di purificazione, di maturazione, in una parola direi di salvezza. Ciò che oggi ascolteremo è un viaggio che ci porterà a esplorare le radici storiche e teologiche del Giubileo, ma soprattutto direi a scoprire come questo tempo di grazia possa essere ancora oggi una realtà che parla alla nostra vita. La dimensione storica del Giubileo, da una parte, ci aiuterà a capire come la Chiesa ha vissuto questo evento nel corso dei secoli. D'altra parte, l'approccio teologico ci guiderà
attraverso un'analisi del significato profondo del Giubileo come figura della salvezza, appunto, che ci invita a sperimentare la giustizia, il perdono e la redenzione. Vi ringrazio ancora una volta per essere qui, per il vostro interesse, la vostra partecipazione. Ricordo come al solito che potrete rivedere questo appuntamento nel nostro canale YouTube, sarà accompagnato anche da un'intervista che il professor Zanchi gentilmente mi ha rilasciato. Ricordo anche che uscendo troverete il foglio nel quale, se vorrete essere avvisati dei prossimi appuntamenti, potrete indicare il vostro indirizzo email. Auguro a tutti un proficuo ascolto, un piacevole percorso di riflessione che davvero possa portarci a una profonda esperienza di speranza. Buona conferenza a tutti. Grazie a Monsignor Farci. Non solo, il mio ringraziamento non vuole essere solo un atto formale come si usa a fare agli inizi di questo genere di iniziative, ma davvero il mio è un grazie di cuore per avermi chiesto appunto di moderare l'incontro di questo pomeriggio, che credo che abbia un merito in particolare insieme al ciclo di incontri organizzato dalla Facoltà Teologica, e cioè ha il merito, e lo dico da giornalista, di ricentrare la nostra attenzione sull'importanza e sul significato del Giubileo. Vedete, noi giornalisti siamo abituati a pensare al rapido volgere dei fatti e degli avvenimenti e uno schiaccia l'altro, e spesso nel turbinio generato anche dall'accelerazione che viviamo in questi tempi, in cui tutti siamo sempre di fretta, siamo sempre di corsa, si rischia di perdere il significato delle cose. Ed ecco allora che anche ultimamente alcune notizie assolutamente importanti e decisive, come la salute del Santo Padre, hanno fatto passare in secondo piano l'importanza appunto dell'anno che, grazie al Santo Padre, stiamo vivendo, l'anno appunto giubilare. Quindi io sono assolutamente grato alla Facoltà Teologica, che è un luogo di elaborazione del sapere, per questa funzione che continua a svolgere nella nostra società cagliaritana e sarda in particolare, proprio anche come sentinella degli aspetti più importanti che altrimenti noi tutti rischiamo di perdere. Io garantisco che la farò più breve possibile, perché chiaramente siete venuti a sentire i relatori e non il moderatore, quindi mi limiterò a introdurre i due relatori con dei brevissimi cenni biografici, anche perché molto ha già detto il preside nella sua introduzione. E il primo ad intervenire è Monsignor Tonino Cavizzosu, nativo di Lorai, classe 1950, è molto noto, sapete tutti, in tutta la Sardegna, anche per aver tenuto la cattedra di storia della Chiesa qui in Facoltà Teologica per ben 35 anni. Se non è un record, poco ci manca. Lui prima si schermiva dicendo: ma no, c'è qualcuno che ha avuto delle cattedre per 40 anni, ma insomma, stiamo parlando veramente di fuori classe, non stiamo parlando certo di numeretti. Per 20 anni, voluto all'inizio da Monsignor Ottonino Pietro Alberti e poi mantenuto dagli arcivescovi successivi, ha diretto con competenza e autorevolezza, ma io aggiungerei anche con molta passione, l'archivio storico diocesano di Cagliari, che è il più importante e antico dell'intera Sardegna. Ultima notazione, non meno importante, credo, grazie ai miei ricordi anche da direttore del Portico, se non ricordo male, ad agosto taglierà il traguardo dei 50 anni di sacerdozio, che è un altro traguardo non indifferente. Il titolo della sua relazione è Il Giubileo tra il Concilio di Trento e il Vaticano II, e ha il pregio di introdurci al tema di questo pomeriggio proprio secondo un'angolazione storica che io sono certo sarà molto preziosa per capire davvero che cosa la Chiesa vuol dire nei secoli con appunto
l'indizione del Giubileo. Quindi gli cedo molto volentieri la parola. Grazie, Don Tonino. Grazie. Saluto tutti voi con tanto affetto, mi sento in famiglia a casa. Grazie. Il giubileo che stiamo celebrando, la speranza non delude, come è stato appena ricordato, rinverdisce un'antica tradizione che affonda le radici in un arco di tempo di oltre 700 anni di storia religiosa e civile. Presentare i giubilei da metà del Cinquecento al Vaticano II vuol dire immergersi nei meandri della storia per cogliere alcuni punti nodali del suo sviluppo e nel contempo la mens della Chiesa su di essi. Ricostruire a grandi linee la storia dei giubilei vuol dire sottolineare la storia del popolo cristiano. Il giubileo senza popolo è incomprensibile. Leggere la storia degli anni santi con un'ottica di vertice non esprimerebbe tutta la loro ricchezza. Non esiste infatti un giubileo senza popolo, senza masse di pellegrini che partono da lontano, cariche di attese, problematiche, aspirazioni, desideri. L'autentica storia degli anni santi è storia di popolo cristiano itinerante. Il popolo nel 1300 intuì l'urgenza di rinnovamento, di purificazione e di perdono interiore. Il giubileo non è sorto perché Bonifacio VIII un giorno si è alzato e ha pensato in un determinato modo. No, è nato spontaneamente dal basso. Il viaggio di andata e di ritorno verso Roma era carico di fatiche e pericoli. Le strade percorse erano le antiche direttrici consolari: Aurelia, Emilia, Cassia, Appia, Salaria e così via, attraversate anche da mercanti e da soldati. È in questo popolo itinerante che bisogna cercare il cuore di ogni giubileo, non nei fasti della curia romana. Il pellegrino, per distinguersi dai mercanti e dai soldati, i pellegrini spesso portavano un ruvido mantello di color marrone o grigiastro, detto sanrocchino o schiavina, un capello, la bisaccia, un tascapane, il bastone e tanta voglia di camminare e di riflettere e di pregare. Ebbene, iniziamo allora la successione degli anni santi, questo che ho detto a mo' di introduzione, ma si potrebbe dire tanto al riguardo. Nella successione degli anni santi una sorta di cesura si trova in quello del 1575. In esso si intravede una sensibilità verso la modernità. Il cerimoniale venne semplificato e si avvertì la sensazione di una ripresa di Roma dopo le ferite dopo la ferita infertale da Lutero e dal movimento protestante. Il Concilio di Trento diede alla Chiesa una coscienza nuova, con potenzialità ad intra e a destra. La vittoria della flotta cristiana su quella turca a Lepanto, il 7 ottobre del 1571, aveva dato la sensazione di uno scampato pericolo ed aveva acceso l'immaginario collettivo. Nel giubileo del 1775 si respirò dunque aria nuova e i Romei arrivarono numerosi a Roma dai Balcani, dall'Arabia e persino dall'America. Le confraternite svolsero un servizio prezioso di solidarietà. Il cuore del pellegrinaggio romano sta proprio nella solidarietà di queste confraternite numerose.
Non solo, in quest'anno presero vigore anche alcune forme di pietà femminile, soprattutto negli ospedali. La Chiesa dunque, uscita rinvigorita dal Concilio di Trento, regolò le devozioni e si sforzò di mettere al centro la suprema lex della salvezza delle anime, anziché la centralità romana, il commercio delle indulgenze o la questione finanziaria. Negli anni santi, nei giubilei ci sono in contemporanea questi due aspetti, ma c'è anche una sorta di linea, una sorta di costante che mette al centro la vita interiore, soprattutto dei poveri, di coloro che camminavano, dei pellegrini. Il problema delle indulgenze ritornò più marcato a fine secolo con Roberto Bellarmino, che scrisse un trattato, De Indulgensis et Jubileo. Questo grande santo difese la pratica delle indulgenze in antitesi con la riforma luterana, come strumento salutare per i singoli e per la collettività. Allo scopo vennero offerti anche ai pellegrini manuali di devozione. Io vedo due novità grosse in questo: le donne che lavorano negli ospedali e poi questi manuali in mano dei pellegrini. Urbano VIII Barberini, fra il 1625 e il 1643, celebrò ben 9 giubilei, un ordinario e 8 straordinari, contro la pestilenza, contro i nemici in Germania, per la pace in Italia e per il trionfo di Roma. Nel 1625 giunsero a Roma oltre 1 milione di pellegrini. I giubilei del 1650, celebrato da Innocenzo X Pompili, e del 1675 da Clemente X Altieri, videro una larga presenza di pellegrini italiani, spagnoli e di vari paesi europei. Ma insieme alla vita della povera gente in cammino verso Roma, desiderosa davvero di purificazione, la Chiesa e i pellegrini devono fare i conti anche con alcune problematiche di natura teologica. A fine secolo si acuirono due dibattiti dottrinali che si prolungarono anche nel Settecento. Il primo fu la contrapposizione tra il rigorismo giansenista, Dio esiste ma se ne sta nel suo cielo, è rigoroso e dunque tutta la morale è sotto la marca del rigore. E il secondo, la dottrina del benignismo alfonsiano, con l'immagine di un Dio Padre. Insieme a questa diatriba tra due scuole di morale, il secondo è la dottrina del quietismo del teologo spagnolo Miguel de Molinos, che era confessore e direttore spirituale a Roma, il quale contrapponeva al rigore giuridico del Sant'Uffizio una dottrina mistico-religiosa che mirava all'unione dell'anima con Dio attraverso uno stato totale di quiete e di passività ed escludeva qualsiasi volontà e desiderio. Bene combattere contro il rigorismo giansenistico, ma non possiamo accettare questa dimensione di quiete, questa passività senza una volontà che collabora al piano di Dio. Grande oppositore di De Molinos fu il vescovo Bossier. Dunque abbiamo queste masse di persone in cammino con 1000 problemi, ma abbiamo in contemporanea nella storia della Chiesa anche queste diatribe di natura dottrinale. Nel Giubileo del 1700 si registrò la successione di due pontefici,
A Innocenzo XII Pignatelli successe Clemente XI Albani, che si distinse per un gesto simbolico, la lavanda dei piedi dei Romei all'ospizio della Trinità dei Pellegrini, e per l'estensione per il 1701 a tutto il mondo del privilegio dell'indulgenza plenaria. Il giubileo del 1725 fu dominato dalla figura di Benedetto XIII, Orsini, pontefice mitissimo, spiritualmente raffinato, che sottolineò la dimensione spirituale dell'evento ecclesiale, soprattutto attraverso l'istruzione ai confessori. Non siate rigorosi, siate misericordiosi, perché il nostro Padre Dio è misericordia. Quante volte Papa Francesco ci sta ritornando su questo argomento. Vedete, sarebbe molto interessante, perché il tema che mi è stato dato è molto vasto. Sarebbe interessante dire qualcosa sulle scuole di spiritualità che si diffusero dopo Trento: francescana, domenicana, ignaziana, alfonsiana, salesiana, vicenziana. Questi pellegrini non sono nati come funghi, non sono usciti all'improvviso, sono frutto di una scuola di spiritualità, o almeno una certa qual scuola. E sarebbe bene vedere quanto queste abbiano inciso in questo cammino da Trento al Vaticano II, ma ci porterebbe molto lontano. Il giubileo del 1750, il dotto Papa Benedetto XIV, il famoso Lambertini, promulgò 9 bolle per indirizzare verso valori spirituali le celebrazioni penitenziali, dando nuovo risalto alla centralità di Roma come centro ideale della cristianità, la nuova Gerusalemme, sacralizzando spazi pagani come il Colosseo. Per l'anno giubilare vennero proibite le manifestazioni carnascialesche, carnevalesche, ma non il gioco del lotto, purché venissero destinate 1000 scudi di ogni estrazione al finanziamento delle attività delle confraternite. E a Roma erano presenti e operanti molte confraternite, la più famosa, legata soprattutto a Filippo Neri, la confraternita della Trinità, delle Stimmate, del Gonfalone, di San Marcello, delle Cinque Piaghe, del Crocifisso. Chi è che accoglieva i pellegrini? Non tanto i cardinali né i pontefici, sia detto con molta discrezione, ma erano le confraternite che esprimevano servizio e solidarietà immensa. Ci sono degli studi dello storico Fiorani al riguardo sulle confraternite romane che costituiscono pagine interessantissime della storia della Chiesa contemporanea. Il giubileo di Pio VI Braschi del 1775 è l'ultimo celebrato regolarmente con grandi liturgie e feste pirotecniche. Roma accolse quasi 300.000 persone, delle quali circa 100.000 vennero ospitate dalla sola confraternita della Trinità. E allora permettete un piccolo non esistevano alberghi, ma ospizi religiosi, locande a pagamento, dove si ammassavano tutti i giacigli possibili, in promiscuità, uno accanto all'altro, con scarsa igiene per la presenza di pulci, cimici, pidocchi e toppi. Scusate, ma questa è storia dell'umanità, per cui bisogna pur dirlo. È famosa una frase per il giubileo del 1450, una frase dell'intellettuale umanista e storico fiorentino,
Poggio Bracciolini, che non vedeva di buon occhio l'arrivo a Roma di questa massa di pellegrini e disse che questa pietà popolare è un'inondazione di barbari e lamentava infastidito il fettore, la sporcizia, il sudiciume, i pidocchi che i pellegrini portavano appresso. Allora, noi lo riferiamo semplicemente perché è storia dell'uomo, dell'umanità, non certo per trovare gusto in queste cose. Il sudiciume, la poco igiene, gli assalti dei briganti, le malattie, le pestilenze. I pellegrini continuavano ad andare a Roma nonostante questo, anzi combattendo tutte queste cose. Il pellegrino sofferente, che soffriva per qualche malattia, sfregava sulle parti malate brandelli di stoffa o ampolline d'olio che avevano toccato reliquie e tombe di santi. Torniamo a quanto dicevo prima, che la vera storia dei giubilei non è di vertice, ma deve essere una storia di base ed è molto bello ricostruire la storia di questi milioni di persone che nel corso dei secoli, in mezzo a mille difficoltà, a difficoltà di ogni genere, non è la situazione odierna, ma allora, eppure ciò nonostante, guidati da una stella, passatemi l'espressione, guidati da una grande speranza, continuavano perché volevano raggiungere un obiettivo. E allora anche qui bisognerebbe aprire un'altra, parlare delle reliquie. Non è il mio compito in questo momento perché ci porterebbe molto lontano, ma il pellegrino a Roma cerca anche le reliquie. Queste, rappresentando un contatto diretto con il sacro, suscitavano un interesse a duplice faccia, positivo quando la devozione era sincera, negativo se oggetto di commercio illegale. Il cardinal vicario Colonna nel 1775, per arginare il fenomeno, emanò un editto sopra il culto delle sacre reliquie e stabilì multe di 200 scudi e pene corporali, carcere, esilio, galera. Purtroppo questi fenomeni erano in contemporanea, erano concomitanti e oggi alla nostra mentalità moderna ci potrebbero dare degli stimoli a riflettere in un modo, però la storia è così, è fatta di afflatti di grande spiritualità, di grande sacrificio, ma in contemporanea anche aspetti poco. La celebrazione del Giubileo fece i conti anche, oltre con le grandi tematiche che ho ricordato prima, anche con l'illuminismo, con il razionalismo, il materialismo, che negavano il soprannaturale e i valori dello spirito. Fino al secolo dei lumi, l'uomo europeo si professava religioso. In seguito il modello imposto era l'ateo, il miscredente, l'agnostico, l'anticlericale. Il problema di fondo, dunque, non era più l'eresia, ma l'ateismo spesso aggressivo. Due furono le conseguenze dell'illuminismo: la secolarizzazione o laicizzazione della vita e la scristianizzazione progressiva della società, con conseguente lotta ai valori soprannaturali e trascendenti e l'interpretazione di ogni dimensione della vita in una prospettiva naturalistica e razionalistica. Da tali premesse ne seguì il disprezzo e l'abbandono della pratica religiosa, ritenuta indegna di gente nuova ed illuminata. Ciò nonostante,
Questo lo dicevano gli intellettuali, cioè nonostante il popolino continuava ad arrivare a Roma nelle scadenze degli anni santi e in un modo crescente. L'anno 1789, con i postulati della Rivoluzione francese, operò una cesura perché ridimensionò il ruolo della Chiesa nella società europea, con la nazionalizzazione dei beni, la costituzione civile del clero, la soppressione degli ordini religiosi, la chiusura delle parrocchie, dei conventi e dei seminari, la prigione e l'esilio per i membri del clero. Un pontefice che aveva capito quello che stava capitando fu Pio VI Braschi. Nell'enciclica Inscrutabile Divine Sapienzie espresse i propri timori verso la nuova filosofia, diceva piena di inganni, che andava diffondendosi. I potenti del mondo, e citazione, non riconoscono il pericolo che la filosofia religiosa minaccia a loro stessi e all'ordinamento statale e non trovano il coraggio di opporvisi. Il clero rischia di andare incontro ad un'era di martirio. Parole profetiche di un papa lungimirante. La tempesta non solo era all'orizzonte, ma covava sotto la cenere, pronta ad esplodere. Ed ecco l'occupazione di Roma da parte delle truppe francesi, la proclamazione della Repubblica Romana, la prigionia e la morte di Pio VI. In questo tetro panorama, nel 1800 non venne proclamato alcun giubileo. L'unico vero giubileo del 1800 è quello del 1825, in un clima liberatorio, perché era crollato Napoleone, il governo pontificio aveva riconquistato una certa stabilità, per cui si poteva, era stata ricostituita la Compagnia di Gesù nel 1814, dopo la famosa soppressione del 1773, per cui c'era un po' di serenità. Ma un altro aspetto estremamente importante, oltre a queste problematiche che superano un po', è che in quest'arco di tempo sono molto diffuse le missioni popolari, in mezzo alla gente, in mezzo ai poveri. Missioni popolari predicate dai gesuiti, dai redentoristi, dai cappuccini, dai preti del preziosissimo sangue, con figure notevoli, carismatiche, come Vincenzo Pallotti, Gaspare del Bufalo, Vincenzo Strambi. Quanto tempo? 10, ho già finito il quarto d'ora. Nel 1850 e nel 1875, per i noti fatti, la fuga del Papa a Gaeta, la presa di Porta Pia e così via, il Papa prigioniero dal 70 al 29, ebbene nel 50 e nel 75 non si celebrarono i giubilei. L'anno santo del Novecento, ecco, arriviamo finalmente ai tempi nostri e sarò veloce. L'anno santo del 1900 costituì una sorta di plebiscito, mostrando una volontà popolare che chiedeva a gran voce una conciliazione silenziosa, non solo nell'ambito politico, nella situazione italiana, ma una conciliazione silenziosa degli animi. Il giubileo fu una sfida del papato lanciato all'Italia laica e laicista, la quale andava promuovendo un sottofondo di cultura anticlericale all'interno di un panorama complesso e vario. Bene, il giubileo del Novecento cambiò anche la mistica del pellegrino.
attraverso una maggiore interiorizzazione dei contenuti della fede, come cambiarono anche i pellegrinaggi, non più singoli, ma con centinaia e migliaia di persone, grazie anche all'avvento delle ferrovie. Pio XI Ratti organizzò in disse tre giubilei. 1925, la grande pacificazione dopo la prima guerra mondiale, 1929 per i 50 anni di sacerdozio e 1933 in occasione del centenario della morte di Cristo. Sono da ricordare in quest'anno numerose canonizzazioni, la grande mostra missionaria, l'istituzione della festa di Cristo Re. Ma il più bello, forse così ci fermiamo anche, fu l'anno santo del 50, definito dagli storici del grande ritorno e del grande perdono, con straordinaria partecipazione di fedeli di tutto il mondo. La Chiesa pacelliana, monolittica, fortemente unitaria, guidata da una rigida ecclesiologia tridentina, in cui il potere del Santo Ufficio purtroppo fece soffrire tanta gente. Pensate alla sofferenza di Don Primo Mazzolari, che adesso vogliono fare santo. Pensate a ciò che a Cheny, Congar, Delibac, che poi divennero cardinali. Grazie a loro prese l'avvento la Nouvelle Théologie nel Vaticano II, prospettando una teologia non certo di marca tridentina, rigida, autoritaria, autoreferente, chiusa in sagrestia, ma un'ecclesiologia di dialogo, di servizio, di confronto con tutti. Ebbene, sotto il pontificato di Pio XII si afferma questa rigidità, ma giacciono anche le basi per la nuova ecclesiologia. Nella Mystici Corporis del 43, lui già dà degli orientamenti che poi verranno sviluppati. Ebbene, il giubileo del 50 è un giubileo dopo la seconda guerra mondiale di grande speranza, non solo per una confessione religiosa, la Chiesa Cattolica, ma per il mondo intero, promuovendo una mentalità di coesistenza pacifica tra i popoli e di ricostruzione morale delle coscienze. Mi fermo per quanto riguarda la storia, vorrei semplicemente dire due cosettine. La storia dei giubilei è ricca e affascinante, rappresenta una pietra miliare nella tradizione della Chiesa cattolica. La storia dei giubilei offre un vero e proprio viaggio tra fede, arte, società, cultura, un interscambio tra popoli, un crocevia di incontri tra papi e pellegrini, tra santi e peccatori, tra artisti e mercanti. I giubilei, con 1000 problematiche legate al tempo in cui furono organizzati, hanno influito non solo sulla storia della Chiesa, ma anche sulla società e sulla cultura europea. Dulcis in fundo, Dante, abbiamo detto dell'arte, una meraviglia seguire la linea artistica, la presenza a Roma dei grandi, da Giotto, Botticelli, Michelangelo, Bernini, Bramante, eccetera. Dante inizia il suo cammino ultraterreno, probabilmente ha partecipato al Giubileo, non è sicurissimo, gli studiosi sono in discussione, ma inizia il suo viaggio ultraterreno l'8 aprile del 1300. Allora, ecco e passo la parola, il Giubileo non è solo un evento del passato,
ma è una realtà viva che continua a trasformarsi e a trasformare la Chiesa. Grazie.